Salve, sono Monica e in questa presentazione vi parlerò dei bilanci ambientali quale strumento di verifica delle politiche per le pubbliche amministrazioni. Il bilancio ambientale è uno strumento di gestione che si rifà al concetto inglese di accountability, con il significato di rendere conto e assumersi la responsabilità di ciò che si dichiara. Ha lo scopo inoltre di rendicontare le politiche ambientali realizzate dall'ente, nonché di definire la destinazione della spesa sostenuta per finalità ambientali. Il principio ispiratore del bilancio ambientale qui presentato è il cosiddetto metodo CLEAR, ossia il sistema di contabilità ambientale per gli enti locali sviluppato tramite il progetto Clear Life, supportato dall'Unione Europea. Il metodo prevede, ed è importante sottolinearlo, la realizzazione del bilancio ambientale e la sua conseguente approvazione da parte della Giunta e del Consiglio dell'ente, parallelamente all'approvazione del bilancio ordinario. Il metodo CLEAR è di fondamentale importanza perché permette di ottimizzare i sistemi di governance locale e l'integrazione delle politiche ambientali, come pure di orientare il processo decisionale degli enti locali. Consente altresì di elevare la qualità della rendicontazione pubblica in termini di maggiore trasparenza e coinvolgimento dei portatori di interesse. Ma quali sono gli step principali da seguire nella redazione del bilancio ambientale? Si può dire che i passi da compiere sono essenzialmente i seguenti: studiare le politiche, i programmi e gli impegni dell'ente e associarli alle aree di competenza individuate dal metodo CLEAR, quali ad esempio la mobilità sostenibile, lo sviluppo urbano, i rifiuti e la salute pubblica. In secondo luogo, bisogna identificare gli interventi ambientali, la loro monetizzazione e la riclassificazione della spesa. Come terzo step saranno scelti gli indicatori fisici per la rendicontazione. Infine, verranno coinvolti i portatori di interesse locali nella identificazione degli aspetti ambientali più significativi. Il Comune di Udine presenta il progetto Ecobill, che utilizza il sistema prodotto da INSIEL. Accorpando dati provenienti da diverse fonti, il programma di mandato e il piano esecutivo di gestione, la relazione previsionale e programmatica, la dichiarazione ambientale, è stato popolato il Data Warehouse integrato, ovvero un sistema che consente di produrre facilmente analisi sui dati. Parallelamente sono stati definiti gli obiettivi prioritari del Comune, a seconda dell'area di competenza, nonché gli interventi correlati agli ambiti di rendicontazione e la spesa ambientale relativa agli anni 2010-2012. Sono stati infine calcolati alcuni indicatori fisici per monitorare il raggiungimento delle politiche ambientali del Comune. Il progetto Ecobill offre un'unica console integrata, utile alla pubblica amministrazione per una maggiore accessibilità delle informazioni di ecobilancio. Ecobill è un sistema di supporto alle decisioni attraverso l'integrazione di dati provenienti da diverse fonti, con dati ambientali già disponibili in formato open data. Il sistema consente di monitorare gli indicatori e quindi gli effetti della politica ambientale. Il progetto è stato realizzato mediante sofisticati sistemi di data warehousing che consentono di accorpare dati fisici ed economici dell'amministrazione comunale. Ecobill consente di visualizzare i trend di produzione rifiuti, gestione delle aree verdi e di tutte le aree di competenza. Tutte le informazioni sono accessibili sul web.